Il 9 settembre 2023 è questa la data scelta dalle suore morinelliane guidate dalla superiore generale Suor Maria Agnese Ciarrocco per aprire l'anno giubilare che celebra i 100 anni della fondazione della congregazione voluta dal canonico Vincenzo Morinello. E nel giorno in cui si apre l'anno giubilare sarà inaugurata la Cittadella del Sole a Licata, ben 7.000 metri quadrati in via Palma, che diventeranno un luogo polifunzionale per famiglie, bambini, religiosi e laici e devoti, un progetto che Don Morinello già immaginava nel lontano 1930 quando commissionò un quadro che rappresenta la Cittadella del Sole. Lo spazio fu donato alla città e verrà inaugurato da Sua Eccellenza l'Arcivescovo Metropolita di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano. Il racconto di cosa sarà l'anno giubilare, che durerà 15 mesi dal 9 settembre 23 all'8 dicembre 24, è stato fatto sabato sera nel corso di un talk show nel complesso dell'Abbadia, condotta da Alessandra Cuttaia, che ha curato gli eventi, e la regista del docufilm Nelle suore morinelliane. Nel chiostro che ha ospitato il Museo Archeologico di Licata è stata Suor Maria Agnese Ciarrocco, superiore generale delle suore morinelliane, che ha illustrato le iniziative ad accogliere il sindaco di Licata Balsamo, che ha dato la sua piena disponibilità e quella dell'amministrazione comunale a collaborare, il vicario foraneo di Licata e di Palma Montechiaro Don Tommaso Pace, che ha parlato dell'anno di grazia, il professore Giacomo Minio, docente di economia e politiche dei beni culturali presso l'Università di Palermo, che ha annunciato la possibilità di aprire un museo dedicato ai cimeli delle suore morinelliane. Commozione nel momento in cui il coro della confraternita di San Girolamo della Misericordia ha intonato la prima volta l'inno giubilare delle suore morinelliane, scritto dalla palermitana Cirella Gigenti. Ecco tutti gli altri importanti eventi annunciati sabato sera. La Cittadella del Sole ospiterà una mostra fotografica per raccontare 100 anni di storia delle suore dei poveri. Saranno esposti oggetti esemplari, unici, abiti, decorazioni, tutto ciò che è simbolo del lungo viaggio delle suore dal 1924 a oggi. Verrà fatta l'iniziativa Natale tutto l'anno con uno spazio dedicato alla natività all'interno della cittadella. Degli eventi saranno itineranti, raggiungeranno la città con cui ha sede la congregazione, quindi Campobello di Licata, Agrigento, Santa Margherita del Belice, Palermo, Roma, Romania e la Colombia. Teniamo tantissimo, ha annunciato Suor Maria Agnese Ciarrocco, a comunicare che in occasione del nostro anno giubilare, grazie alla Santa Sede, tutti coloro che visiteranno la nostra cappella di Via Palma, sede della congregazione, potranno lucrare l'indulgenza plenaria della Chiesa. Insomma, un momento spirituale importantissimo. Alessandra Cuttaia, proviamo a raccontare in poche battute che cosa sarà questo anno giubilare che comincia il 9 settembre e va avanti per un anno intero per festeggiare i 100 anni delle suore morinelliane. Allora, in poche parole mi hai chiesto e poi hai detto un anno, che è sbagliatissimo. Allora, non è un anno, saranno 15 mesi, per questo io lo chiamo sarà un anno molto lungo, perché è vero, sarà lungo, sarà intenso, sarà ricco di eventi, manifestazioni, un palinsesto di eventi veramente da far venire il mal di testa, ma nel senso bello, insomma, del termine, perché soprattutto i cittadini di Licata avranno tantissime cose da fare, però non ci limiteremo, ecco, a organizzare delle attività solo a Licata, perché oltre all'inaugurazione della Cittadella del Sole il 9 settembre, che sarà uno spazio dove anche potremo assistere ad un'esposizione di abiti, oggetti sacri che hanno caratterizzato la storia di questi 100 anni delle suore, ci sarà anche una mostra fotografica che racconterà le suore nei loro 100 anni e poi cosa ci sarà? Ci saranno tante cose, ma non le voglio svelare tutte perché è giusto che appunto anche poi si abbia un po' una sorpresa quando si entra in questa Cittadella del Sole. E poi ci saranno anche tante attività fuori, quindi saranno organizzati dei tour che partiranno da Licata e accompagneranno alla visita, alla scoperta delle comunità fuori da Licata, che non sono solo in Sicilia, quali ad esempio Palermo, Agrigento, Campobello di Licata, Menfi, ma anche a Roma, anche in Romania, e perché no, forse riusciremo a organizzare anche il viaggio in Colombia. Poi ovviamente chi vorrà unirsi bene ci farà soltanto piacere. Per chi non potrà unirsi invece ci sarà la possibilità di vedere
questo lunghissimo, anche questo documentario che da un paio d'anni insomma che stiamo realizzando, perché andare in giro in lungo e largo per ripercorrere quelle che sono state le orme delle suore morinelliane e quelle che sono oggi è veramente un arduo compito, perché sono veramente tante le cose che fanno queste suore. Madre Agnese, il vostro ordine festeggia, celebra 100 anni, ci sono una serie di iniziative che durano per un intero anno giubilare. Di cosa si tratta? Si tratta di 100 anni di fondazione, 1924, siamo nate proprio su queste strade di Licata, Don Morinello, iniziamo i festeggiamenti quest'anno fino all'anno prossimo, dicembre 2024. Sarà un anno intenso di iniziative, di incontri, di momenti di stare insieme, come è stato questa sera, è stato bellissimo davanti a tutta questa gente, soprattutto le organizzazioni di Licata così conoscono e sanno tutto quello che facciamo, auspicando una collaborazione con quasi tutte le realtà di Licata. Ci sono tutta una serie di iniziative, alcune sono particolarmente importanti e sarà prestato nel corso dell'anno molta attenzione. Eh sì, questa è qualcosa di speciale perché il Vaticano ci ha concesso l'indulgenza plenaria, che significa tutte le persone che durante l'anno giubilare si recheranno in via Palma, nella nostra cappella, dove tra l'altro risiede il corpo di Don Morinello, potranno lucrare l'indulgenza, cioè significa compiere tutto quello che la Chiesa vuole, le preghiere e così via, e lì si manifesta la bontà e l'amore di Dio misericordioso. Ci perdona, significa continua ad amarci.